incontra i campioni Fiamme Oro. È l'evento che si è tenuto ieri sera presso la sede del gruppo sportivo della Polizia di Stato, ovvero la Casa Armeilardi del secondo reparto mobile di via d'Acqua Pendente di Padova. Gli scopi sono quelli di fare una sintesi di tutta l'attività sportiva che abbiamo fatto nel corso dell'anno. È un momento di incontro tra gli atleti della squadra assoluta e quelli del gruppo giovanile, i nostri 240 atleti del gruppo giovanile. Hanno un grandissimo futuro perché sono atleti medagliati, ma sono tutti atleti che poi parteciperanno alle Olimpiadi, quindi tutti i prossimi appuntamenti internazionali più importanti, e i progetti poi paralleli che porteremo avanti riguardano soprattutto il sociale, tutte quelle iniziative per coinvolgere in un modo sano di fare sport la cittadinanza. E tra le novità del 2020 anche un progetto che partirà dalla città di Jesolo con l'affiliazione alla FISPES per allenare gli atleti della Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali. Da Jesolo partirà un evento importante, è il Grand Prix organizzato dalla Federazione Nazionale, la FISPES, in collaborazione con la società di Jesolo e quindi con il presidente Walter Colbachini e soprattutto con la collaborazione delle Fiamme Oro, che si sentono di poter supportare questo importante impegno, che è un impegno internazionale, oltre 400 atleti che vengono da tutto il mondo, e le Fiamme Oro vogliono esserci. Ci sono state 2 anni fa con i campionati del Mediterraneo e vogliono tornare il prossimo anno per dare il giusto spazio, la giusta dimensione e la giusta spettacolarità a questo importante evento. Oltre a essere stato un partecipato momento di incontro con gli atleti, la serata è stata anche occasione per premiare i giovani e i campioni della squadra maggiore che si sono distinti nella stagione agonistica, tra i quali anche Yeman Crippa, under 23, appena rientrato da Lisbona con un bronzo conquistato agli europei di cross e che ora punta alle Olimpiadi di Tokyo 2020. E quando entri a far parte delle Fiamme Oro sei in una bella famiglia di persone pulite e di gente che ha voglia di fare lo sport. E io sono super orgoglioso di rappresentare le Fiamme Oro. Com'è andata a Lisbona? A Lisbona è andata super bene, sono tornato dopo un raduno di un mese di 25 giorni in Kenya e tutti i sacrifici che ho fatto lì li ho messi in gioco a Lisbona. È arrivata la medaglia del 3° posto a livello assoluto, quindi sono super contento. È solo una tappa di passaggio per Tokyo e adesso veramente metto focus su Tokyo, quindi sono super emozionato e inizio a lavorare già da domani.